settima giornata di campionato. Il Lecco vuole dare continuità alla striscia positiva interrotta soltanto a Trieste. La corsa dei blucelesti è ricominciata poi con la vittoria con la Pro Patria. Il Fiorenzuola vuole riprendersi dopo un avvio di campionato non convincente, solo 5 punti nelle prime 6 giornate. Subito i padroni di casa in avanti, nel lancio lungo sulla sinistra. Poi c'è il tentativo di servire Curarino che finisce a terra. Vogliono un rigore quelli di casa, non viene però ravvisato dal direttore di gara Carlo Rinaldi. Lecco che va allora in avanti sulla destra. Masini cerca di metterla dentro una prima volta, poi il tocco all'indietro per un compagno, il lancio lungo, il colpo di testa tentato da Tomi Petrovic. Nessun problema per Battaiola. E qui c'è il calcio di punizione con il giallo per Lora, che avrà una certa importanza nell'economia della gara. Siamo al 20° del primo tempo. Lo rivediamo, il gambone alto di Lora che va a stendere Jacopo Nelli. Giallo per lui. 24° calcio d'angolo di Iocolano. Anticipato Enrici. La riprende Zambataro. Cerca di aprire il gioco sulla destra per Kraia. Il cross, un tentativo di spizzata di Petrovic che non ci arriva, poi Gantz la mette sul secondo palo e arriva per la stoccata vincente Enrici. Vantaggio del Lecco al 24° con Patrick Enrici alla prima rete stagionale. E lui a buttarla al di là della linea, difesa da Nicolas Battaiola. Kraia nel replay. Il cambio di gioco, Petrovic non ci arriva, non la tocca, poi Gantz cerca un tiro a giro rasoterra che si trasforma in assist perfetto per l'inserimento vincente di Enrici. E Lecco in vantaggio 1-0. Cerca di rispondere il Fiorenzuola. Un calcio di punizione, Bruschi alla conclusione, Pissardo la tocca e compie un autentico prodigio. Calcio d'angolo. Sempre Bruschi a battere i piazzati. Qui cercano un fallo di mano, però non viene ravvisato nemmeno in questo caso dal direttore di gara. C'è un nuovo corner, lo rivediamo qui. Enrici va a spalle al pallone, colpisce però probabilmente con la spalla. Qui uno schema, il primo tentativo, poi ci prova Potop e poi Pissardo compie un autentico miracolo, andando prima a rispondere la conclusione del numero 4. Presente, dice Pissardo, poi anche per strappare dai piedi di Enrici. 44°. Ripartenza del Fiorenzuola letale, un 2 contro 3. La palla sui piedi di Bruschi che se ne porta via 3, poi calcia di mezzo esterno per il tiro del pareggio. 1-1 sul finire di primo tempo. Bruschi, tra i più positivi dei suoi, classe 98, realizza il numero 10, un bellissimo gol di mezzo esterno. Pissardo qui non può nulla. E il Fiorenzuola la rimette sui binari del pareggio. Mamona. Il cambio di gioco in verticale per Oneto che si gira bene, trova Bruschi, ne porta via 3, qui rivedibile però la diagonale della difesa del Lecco. E Bruschi, che ha fatto vedere già nel primo tempo di avere un destro niente male, realizza il gol del pari. Nella ripresa i cambi, dentro Tommasini per Oneto nel Fiorenzuola. Sarà un giocatore importante nell'economia della ripresa per la formazione di casa di Luca Tabbiani, ex di giornata, così come Ettore Guglieri. Iocolano scende, Zambataro va fino in fondo, la mette dentro, non può servire Mastroianni, poi Masini, la conclusione, la respinta e poi Lora calcia trovando ancora il guizzo di Battaiola, che qui iscrive il proprio nome nelle pagelle con un voto positivo di giornata. Il doppio intervento. 60°, si distende a sinistra con la palla nei piedi di Bruschi, sempre lui si accentra, salta Lora, salta un altro avversario, poi lascia partire un destro violento che però finisce alto sulla traversa di Pissardo. Quasi 70°, pallone sulla destra, Mastroianni all'indietro per Giudici, entrato anche lui dalla panchina. Giudici prova il cross con il mancino, Zambataro anticipato, sempre Lecco con il pallone nei piedi di Iocolano, le finte del numero 17 dentro il pallone. Non la prendono, poi Giudici con il sinistro, non inquadra la porta. 79°, calcio d'angolo, battuto lunghissimo. E poi c'è un tentativo con il pallone che va sulla braccio di Lora e l'arbitro qui dà calcio di rigore, secondo giallo per Lora che viene espulso. A conclusione, il giocatore entrato dalla panchina Riccardo Palmieri. La rivediamo dal corner battuto da Di Marco.
C'è un pallone messo fuori, poi va a calciare, Palmieri trova l'opposizione di Lora che però sembra congruo il movimento a difendersi dal pallone sul volto, a protezione. Tommasini realizza il gol del 2-1, Pissardo intuisce ma per poco non la prende, se la vede purtroppo per il portiere bluceleste passare sotto il petto, si morde le mani mentre esultano i giocatori del Fiorenzuola per il vantaggio, rimonta completata per i padroni di casa con l'uomo in più negli ultimi 10 minuti. Rivediamo il rigore di Tommasini, potente, preciso, però Pissardo c'era, ma non può nulla perché la palla gli passa sotto il corpo. Insiste, 95esimo il Fiorenzuola con il calcio di punizione che finisce però direttamente sul fondo. E questa è l'ultima azione della partita. Il Fiorenzuola in rimonta batte il Lecco 2-1, riprende la propria corsa in classifica. Per il Lecco di mister Zironelli la terza sconfitta in 7 giornate.